è stupida, ha una balestra e quando si incazza sparisce. Sta regina degli arcieri. My heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per farvi vedere quanto, lo ripeto, quanto è stupida la regina degli arcieri. La Supercell in aggiornamenti passati ha sostenuto di aver migliorato l'intelligenza artificiale delle sue truppe, ma qua c'è puzza di bruciato. Allora ragazzi, innanzitutto voglio farvi vedere questo attacco qua. Questo attacco qua mi è stato inviato gentilmente da Alessandro, uno dei fondatori di un gruppo Facebook di Clash of Clans, comunque ve lo lascio sotto in descrizione. Allora ragazzi, lui ha fatto un grandissimo fail in Clan War. Allora, innanzitutto l'attacco ci interessa ben poco, la dinamica dell'attacco, ma volevo approfondire i movimenti della nostra cara regina degli arcieri. Allora ragazzi, come possiamo vedere qua, c'è la regina al 37 quasi maxata, sta sparando al mastino per distruggerlo. Una volta distrutto il mastino, naturalmente escono i cuccioli lavici, in questo caso congela l'inferno. Ecco, è esploso il mastino, quanto cazzo è odioso in Clan War, ok. Una volta distrutto un po' di cuccioli di mastini, la regina dovrebbe attaccare il Town Hall. Ma perché cazzo attacca il muretto? Dopo che ho spaccato il muretto fa un giro, entra dentro, esce fuori. Ok, vabbè, il nostro amico Alessandro dice cazzo, ho ancora l'abilità, l'attiviamo e la regina va a sparare ai figli dei mastini. Naturalmente la regina 37 dopo muore e manco prende il Town Hall. Cazzo, è stupida la regina. Penso che sia capitato purtroppo anche a voi dei fail di questo tipo. Infatti la regina che fa sti passaggi non sono i top. Speriamo che un giorno la Supercell possa aumentare l'intelligenza artificiale della regina, anche del P.E.K.K.A, visto che ci siamo di tutte le truppe. Un altro attacco che volevo farvi vedere ragazzi, l'ho fatto poco, veramente poco fa, a sostegno della mia tesi che la regina degli arcieri è stupida. Allora, io ho la regina 40 ed è il livello massimo, porca puttana, sei stupida. Allora ragazzi, quando ho visto che c'era questo bel buon di dio di nero, sono andato subito a prendere il nero. Innanzitutto ho usato la mia solita tecnica, 4 giganti, 4 spaccamuro e barra barriere cieli per penetrare. Di solito con questa tecnica faccio anche il 50% con il Town Hall. Purtroppo in questo caso sono stato molto sfortunato perché mi sono uscite delle mongolfiere dal castello. Ecco, io odio le mongolfiere, sono la cosa più odiosa. Allora, metto la furia, bene, mettiamo anche la veleno ora per distruggere un po' queste mongolfiere veramente odiose. Bene, il mio re al 39 sciolta, fa penetration, prende un po' di risorse. Allora, c'erano degli scheletrini di merda, perciò ho fatto anche il giro. Bravissimo, prende il nero. Ok, la regina degli arcieri, guardate bene la regina degli arcieri. Ok, il re purtroppo non è riuscito a prendere il Town Hall. Bene, sono usciti anche degli scheletrini veramente molto odiosi. Ok, distrutta la torre inferno. Distrutta, ok. Scheletrini distrutti tra 3, 2, 1. Ok, stiamo prendendo il Town Hall ragazzi. Guardate attentamente la vita della regina. L'ho attivato veramente all'ultimo. Pam! Attivata, distrugge Town Hall. Guardate quanto rimaneva il Town Hall e all'improvviso inizia a colpire il muro livello 10. Ma che cazzo? Meno 23 coppe. Perciò, Supercell, ti prego, migliora l'intelligenza artificiale della regina. Vabbè che i P.E.K.K.A girano perché ci sono edifici esterni, però cazzo, la regina che mi colpisce un attimo il Town Hall, un attimo il muro livello 10, non ha senso. Sotto nei commenti scrivetemi se la vostra regina degli arcieri è più intelligente della mia e quella di Alessandro e ditemi se vi è capitata una cosa analoga. Ragazzi, prima di chiudere questo video volevo spendere 2 parole per questo canale. Il mio primo video l'ho postato 2 anni fa, però ho ripreso a fare video solamente un anno, circa un anno fa. Avevo ripreso verso metà ottobre o metà novembre. Oggi sto registrando, è il 20 novembre, domani uscirà questo video, sarà il 21. Il 22 è il mio compleanno. Mi ricordo molto bene che il 22 novembre 2014 è stato un grande traguardo per me. Sono riuscito ad arrivare a 1000 iscritti. E ora, un anno dopo, sono alle soglie di 150.000 iscritti. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto sin dagli inizi. Comunque devo fare un video apposta per questo e dovrebbe arrivare tra non molto. Ecco ragazzi, ci tenevo a dirvelo anche in un video normale perché mi sostenete veramente tutti i giorni. Vabbè ragazzi, questo era tutto per il video oggi. Come al solito spero che vi sia piaciuto
E come al solito ragazzi, lasciatemi un like, un commento e se non siete iscritti, iscrivetevi! Alla prossima!